Sindaco Barbuiani, siamo in un incontro con i sindacati, con la proprietà del cantiere navali Vittoria per capire la situazione com'è in un momento anche abbastanza particolare dal punto di vista economico anche a livello italiano, e questo è un fulmine a ciel sereno. Ve l'aspettavate? Sono 6-7 mesi che sentiamo naturalmente forti preoccupazioni sulla storica azienda adriese dei cantieri Vittoria, meglio conosciuto come cantiere di Papa, in proprio termine adriese, della famiglia Albo. 75 persone, 300 di indotto, siamo tutti molto preoccupati. Spero che oggi ci possa iniziare un percorso per tentare qualsiasi soluzione per portare avanti questa grande azienda, questa storica azienda locale che ha dato tantissimo alla nostra comunità. Una crisi che nasce da lontano ma che è venuta fuori più o meno in estate 2023. Sì, diciamo 2 anni fa c'era anche il ministro Tajani qua che sostanzialmente inaugurava una commissione importante di questa grossa azienda, ed ora purtroppo da ottobre si sta parlando di crisi, e in concordato si stanno valutando ulteriori tipologie dello stato di crisi, però di fatto è un problema molto importante. Si ribalta su un territorio già fragile come il territorio del Polesine, e oggi siamo qua a chiamare sostanzialmente la politica, anche perché o abbiamo chiaramente l'impegno della politica per permettere che ci sia un acquirente che abbia la forza effettivamente di rilanciare il settore, altrimenti il rischio è effettivamente il fallimento. Ciò che non vogliamo, anche perché le commesse c'erano, è un settore, con un'azienda che abbiamo in questo territorio dal 1927, festeggia quasi 100 anni, perciò immaginatevi voi cosa può rappresentare per questo territorio. Noi chiediamo semplicemente che si apra un tavolo di crisi, che si possa affrontare e controllare quello che succederà e creare le migliori condizioni perché ci sia un acquirente che possa rilanciare. Ecco, non sono poche le aziende che sono in difficoltà in Polesine, non solo nel settore metalmeccanico, ricordiamo il problema della pesca, ma non solo. Come vede la situazione, o come vedete voi sindacati, la situazione in Polesine, anche in prospettiva e in confronto con l'Italia? Allora, Polesine soffre di un grande problema, che è il problema della popolazione, della densità popolativa. Noi stiamo scesi sotto i 230.000 abitanti e questo rappresenta un grosso problema per questo territorio, e diventa ulteriormente importante riuscire a fare in modo che ci siano degli insediamenti produttivi che possono attirare anche lavoratori e creare un sistema che permetta poi, attraverso infrastrutture ma anche investimenti, la possibilità di rilanciare questo territorio. Ha parlato di crisi della pesca, ma chiaramente ci sono tanti temi che sono in crisi, dai settori produttivi, come ad esempio si è parlato appena adesso di pesca e cantieri Vittoria, ma anche tanti altri settori che sono in difficoltà. Abbiamo avuto varie aziende chiuse anche sul commercio o anche su altre situazioni. È chiaro che il territorio è fortemente attenzionato, bisogna ricreare il sistema, fare in modo che la politica riprenda in mano le redini di questo territorio, perché chiaramente è un territorio già fragile e in difficoltà.